Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo in diretta anche come orario 21:30 minuto prima, questo per dire se volete mandare i messaggi come l'avete già fatto per quanto riguarda l'assessore Lanzarin per i vaccini e anche per quanto riguarda questa tematica. Avete già il titolo che più piccolo non potevano metterlo, faccio fatica a leggerlo, però il titolo è omofobia, praticamente serve una legge per essere civili e ovviamente il tema della serata. Iniziamo con il servizio d'apertura. Un provvedimento che attende ancora il suo via libera e che negli ultimi giorni è tornato prepotentemente d'attualità. Il disegno di legge Zan, che prende il nome dal deputato padovano promotore e primo firmatario, è stato approvato dalla Camera lo scorso 4 novembre e da 5 mesi attende di passare all'esame del Senato. Ma di cosa si tratta? Stiamo parlando della legge contro l'omotransfobia, che ha l'obiettivo di contrastare la discriminazione e la violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Il provvedimento prevede la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commetta atti di discriminazione di questo tipo e poi ancora il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istighi a commettere o commetta violenza per gli stessi motivi. Infine la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipi o aiuti organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza. Inoltre il disegno di legge Zan prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia il 17 maggio e lo stanziamento di 4 milioni di euro all'anno per i centri antiviolenza. Dopo un lungo percorso iniziato addirittura nel 2013, la legge è stata approvata dalla Camera a novembre. Negli ultimi giorni però si è tornati a parlarne dopo che lo scorso 30 marzo è stato annullato l'ufficio di presidenza della Commissione Giustizia, presieduta da un altro padovano, il leghista Andrea Ostellari, che avrebbe discusso la richiesta di calendarizzazione del disegno di legge anti-omofobia avanzata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e Italia Viva. Una decisione che ha scatenato le ire del centro-sinistra, che accusa Ostellari e la Lega di ostruzionismo e anche di molti VIP del nostro paese, da Fedez ad Elodie passando per Carlo Cracco, che si sono schierati al fianco di Zan chiedendo la calendarizzazione del provvedimento. La speranza dei sostenitori della legge anti-omotransfobia era che l'ufficio di presidenza della commissione di questo pomeriggio sbloccasse l'impasse, ma così non è stato a causa di un cavillo burocratico. Al disegno di legge Zan ne dovranno essere accorpati altri 4 relativi allo stesso tema, con un inevitabile allungamento dei tempi, una decisione destinata a scatenare ancora polemiche. Visto l'apertura di questa trasmissione, ovviamente il tema di questa serata è un tema davvero che da un punto di vista personale non dovrebbe essere meno trattato, perché mi sembra talmente che il mondo sia cambiato che non dovrebbe essere meno trattato, però è giusto trattarlo perché ci sono delle parti che la vedono in una maniera e delle altre che la vedono nell'altra maniera. E inizio proprio con Fabrizio Moron, che assieme a Fratelli d'Italia non la vede nella maniera come la vedono gli altri. Come mai, Fabrizio, c'è questa divisione su un concetto naturale della vita che dovrebbe vogliamoci tutti bene e aiutiamo tutti gli esseri umani? Innanzitutto bisogna distinguere quello che è il diritto di qualsiasi persona ovviamente ad essere libero, sia per quanto riguarda i propri rapporti intimi e per quanto riguarda ovviamente nel vivere civile di una società. Altra cosa sono leggi, e io sono d'accordo con quello che lei ha detto prima, cioè ovvero che in un paese civile, in un'epoca civile, non dovremmo nemmeno discutere, perché la discriminazione non può essere ovviamente accettata in nessun modo e in nessuna condizione. Non può essere accettata a tal punto che nel momento in cui si inizia a discutere di legge al fine di perseguire una discriminazione,
per quel che mi riguarda le leggi ci sono già e già ovviamente condannano non solo gli atti di violenza, di qualsiasi tipo siano, ma condannano già le parti discriminatorie. Ho difficoltà a capire, ma può darsi sia un mio limite, qual è il motivo per cui io ho necessità di una legge per dire che se c'è un imbecille che discrimina e commette un atto di violenza nei confronti di una persona perché è diversa, in ambito ovviamente anche di razza, no? Perché sappiamo che parte al di là della discriminazione, ma per l'orientamento sessuale non riesco a capire perché devo fare una legge. Per me c'è già la legge, l'atto discriminatorio è già condannato da questo Paese con le leggi vigenti, anche perché non esiste nessuna legge opposta che vieta ovviamente la parte intima di una persona, il vivere con lo stesso, cioè l'amore fra due persone dello stesso sesso o ovviamente di sesso diverso. Non ci sono leggi in opposizione. Quindi per quel che mi riguarda, quando vedo la discussione su una legge, e guardi, lei forse ha iniziato sbagliato, mi permetta, perché quando ha detto Fabrizio e Fratelli d'Italia, permetto che io sono della Lega e sono Fabrizio Boron. Scusa, era comprensibile. Ecco. Fabrizio Boron le chiedo scusa, era per un problema di amicizia, come chiedo scusa a Rugin, che prima l'ho chiamato Bugin perché è un amico che si chiama Bugin e in fretta non l'ho chiamato Rugin, quindi chiedo scusa a tutti. Non è che mi spaventa di questi errori, ma l'avete capito, Fabrizio ma io volevo solo dire, se no la chiamo Lega invece che Fabrizio Boron. No, ma stavo spiegando perché no. Non è che mi spaventa l'associazione, dico solo che c'è la persona Fabrizio Boron e poi c'è l'identità politica che lei può identificare. In quel momento là ha detto Fratelli d'Italia, io sono della Lega, appunto. Ma quando si entrano su certi temi è possibile che anche una persona abbia una visione. Aspetta, Fabrizio, che non passi poi per uno che non sa. Ho detto Fabrizio Boron, ovviamente dovevo dire della Lega, e Fratelli d'Italia. Era chiaro che erano due cose diverse, mi sembra, no? Io sono Fabrizio Boron. Ha voluto fare una precisazione proprio... E ho chiaramente appena detto che ognuno poi può avere anche delle visioni diverse da quello che è magari un atto politico che in questo momento si sta consumando in Parlamento. L'unico dubbio che io pongo e l'unica critica che io pongo è, detto che secondo me è un falso obiettivo perché la legge posta adesso non credo che abbia un gran bel viatico in un momento in cui c'è un governo, no, di larga maggioranza in questo Paese che vede ovviamente diversità di vedute, e porre la discussione una legge del genere in Parlamento secondo me è impossibile, ma lo dico solo per questioni di tecnica politica, mettiamola così. Soprattutto quello che non riesco, perché è lo stesso motivo per cui tanti anni fa nacque la legge Mancino, che parlava di discriminazioni di altro tipo, e per cui la legge Mancino nel corso del tempo non ha avuto l'utilizzo e non ha avuto soprattutto il seguito che avrebbe voluto magari chi l'ha pensata. Pensiamo a quanti atti, ovviamente, in quel caso sì, discriminatori, no, sono stati perseguiti con la legge di fronte a idee, a ragionamenti, al dire una parola che poteva essere capita male o interpretata peggio, e pertanto chiunque possibile, perché in questo Paese poi c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, uno si trova per una parola detta nell'agonia del processo, che dura per anni, Fabrizio che viene messa nella prima pagina, guardi che non è da sottovalutare. Poi ci torniamo. Il concetto iniziale, lei dice praticamente che c'è già una legge contro l'omofobia, quindi c'è una legge in questo Paese è proibito qualsiasi tipo di discriminazione. E quindi questa legge non serve a nulla. No, voglio dire, siccome la legge parla di atti discriminatori quindi e poi aggrava le pene sulla violenza. Quindi la proposta di Zan, la legge Zan non serve a nulla, questa è la domanda. Ma scusi, ma secondo lei... Mi risponde alla domanda mia. No, ma scusi, ma se oggi una persona, un deficiente, no? Bene, fa un atto di violenza... È punito.
Perfetto. Ruggi, d'accordo, inizio da lei, poi ovviamente potete intervenire tutti cercando di non sopravvaricare le voci. Allora, a parte che la legge Zan è diciamo, in parte l'estensione della legge Mancino, quindi la legge Mancino punisce, è vero, però per 3 motivi: etnia, razza, religione. Quindi la legge Zan prevede altre 3 tipologie di categorie, che sono appunto le persone LGBT, le donne e le persone disabili. Quindi 3 categorie che in questo momento non trovano tutela da parte del legislatore. Poi è vero quello che dice Boron, che di fatto se uno viene pestato di botte perché si sta baciando col fidanzato, non è che il giudice va a stringergli la mano all'aggressore e gli dice vai, continua pure a fare quello che fai. Per fortuna che i giudici oggi come oggi intervengono. Però infatti penso che l'obiettivo della legge Zan è l'obiettivo che vuole darsi, cioè quello di creare cultura in questo paese, una cultura che manca di fatto. Noi lo vediamo anche da molti esponenti politici, certe dichiarazioni che si fanno ancora oggi contro le donne, contro gli omosessuali. È cambiata rispetto a tanti anni fa. È ancora cambiata, però le posso assicurare che se noi ancora ci troviamo delle famiglie che buttano fuori di casa degli adolescenti o a 20 anni perché non accettano che uno è gay, vuol dire che c'è qualcosa da fare dal punto di vista culturale, e il legislatore non può ignorare quello che accade nella società, perché infatti la parte diciamo penale è la parte minima di questa legge qua, perché quando si dice anche di provare ad entrare nelle scuole non come qualcuno dice a parlare di sesso o di chissà che cosa, ma di parlare di una cultura del rispetto per le differenze, per il rispetto per le minoranze. Questo si tratta di fare, creare in modo tale che non abbiamo dopo dei bulli che 17-18 anni vedono una coppia appunto gay oppure un disabile che appunto può essere, e vanno a pestarlo di botte perché è un disabile oppure perché è un omosessuale. Cioè questo si tratta di fare attraverso questa legge. Io capisco anche la posizione di Boron, che lui è in difficoltà perché lui dice c'è un piano personale e lo dimostra anche la dichiarazione di Zaia di oggi, perché Zaia dice bisogna tutelare i diritti di tutte le persone, l'ha fatta oggi. Fermo lì, andiamo a sentirlo, la battuta, così possiamo ragionarci sopra. Andiamo a sentire la battuta oggi del Presidente Zaia nella conferenza che fa quotidianamente dalla Protezione Civile di Marghera. Sentiamolo. Penso che il principio della civile convivenza sia sempre lo stesso: la tua libertà finisce dove inizia la mia, e ci voglia sempre il rispetto di mezzo, no? Immagino che questo provvedimento prima o poi verrà calendarizzato e verrà trattato, troveranno la miglior formula. Penso che non ci sia, come si può dire, penso che non ci sia nessuno che voglia negare l'evidenza, no? Torno a quello che ho detto prima, le libertà devono essere garantite a tutti, dopodiché non mi sto occupando di questo progetto di legge e non so quale sia poi lo sviluppo dei ragionamenti. Ecco, abbiamo messo il pezzettino che faceva riferimento tanto per essere giornalisticamente presenti. Io penso che quando diceva anche Boron in un governo di larghe intese, no, perché ad esempio anche la legge sul testamento biologico, quindi un altro tema etico, il Movimento 5 Stelle stava facendo un'opposizione pesantissima contro il Partito Democratico, però ha votato a favore nella scorsa legislatura per l'approvazione di una legge di civiltà. Quindi lasciamo che il Parlamento voti, i voti io sono convinto che ci siano, lasciamo anche i partiti la libertà di coscienza, perché io sono convinto che tra l'altro col voto segreto alla Camera qualche voto probabilmente è giunto anche da Lega e Fratelli d'Italia, sono giunti anche un po' di voti, una decina da Forza Italia, quindi non è tutto, diciamo, dopo è ovvio che se vogliamo fare la disciplina di partito e non lasciare veramente che il Parlamento sia rappresentanza del popolo, noi non ne veniamo fuori, stiamo ancora qua a fare leggi cioè, battaglie ideologiche contro i mulini a vento. Zanin, il Popolo e Famiglia cosa dice in merito? Ma il Popolo della Famiglia, che intanto vi ringrazio per la presenza questa sera, perché appunto mi date la possibilità di esprimere un aperto dissenso rispetto a questo disegno di legge. Come è stato anticipato prima dal consigliere Boron, di fatto il nostro ordinamento giuridico già prevede la punizione per persone che si macchiano di reato di violenza contro appunto un'altra persona. Perché grazie a Dio viviamo in un paese che è democratico, dove l'articolo 3 della nostra Costituzione ci ritiene tutti quanti uguali, siamo tutti sullo stesso piano, tutti, io, lei, cioè tutti quanti, senza nessuna distinzione. E di fatto lo siamo anche davanti alla legge. Quindi nel momento in cui io mi macchio di un reato, vado a, a insultare, peggio ancora ad aggredire una persona per un motivo che potrebbe essere, si parla questa sera dell'orientamento sessuale,
che di fatto è un futile aggravamento. Di fatto io posso essere punito maggiormente, ma già con le leggi che esistono. Il DDL Zan che viene presentato adesso, che è stato appunto rinviato nuovamente, sostanzialmente è inutile, anche perché bisogna dire una cosa, c'è un aspetto da considerare. Ma secondo me è inutile perché? Chiedo alla regia se può anche inutile perché, mettere come grafica questo nuovo subito, decreto di Zan. Perché è inutile? Perché di fatto l'emergenza omofobia qui in Italia è un dato che non esiste. Perché? Perché i dati dell'osservatorio sugli atti di discriminazione razziale o per altri motivi dal 2010 al 2019 contano meno di 300 casi in 9 anni, che vuol dire una media di 35 casi all'anno. Se noi andiamo a far conto, non sono dati che dico io, sono dati che potete rilevare. No, Ruggeri, posso finire il ragionamento? Questa è la legge che facciamo riferimento, può pure continuare, la lasciamo un attimo fin che parla Zanini, la lasciamo in grafica, in sovraimpressione. C'è questa emergenza omofobia che di fatto non c'è, ce ne sono altre che sono maggiormente sollecitate, che non richiedono una legge particolare per essere tutelati, proprio perché per quello che dicevamo prima. Perché l'ha fatta secondo lei questa proposta? Guarda, sul perché qualcuno vuole essere più uguale degli altri, questo non lo so. Secondo lei? Secondo me, allora, la possibilità di tacitare l'espressione di certe opinioni che non sono, come dire, compatibili, e purtroppo ogni tanto salta fuori. Il DDL Zan di fatto, nel momento in cui dovesse essere approvato, diventa come dire, un qualcosa che crea il reato di opinione. Cioè io, se vado a dire, per esempio, faccio un esempio come tanti, potrebbe essere, secondo me, che l'utero in affitto è un abominio, No, finisco il ragionamento, perché se io vado a dire questo, io in questo momento lo posso dirlo democraticamente. E nel suo concetto le voglio fare una domanda per capire meglio. Lei è d'accordo che due persone dello stesso sesso si possono amare? Ma sì, ma già lo fanno, cioè voglio dire, non è che devono chiederlo a me o a Zango o che altro, lo fanno da millenni, cosa c'entriamo noi? No, ho chiesto se è d'accordo lei personalmente. Sì, ma personalmente sì, sono d'accordo, ma ripeto, cioè, noi siamo uguali tutti quanti, voglio dire, cioè, se uno ha, come dire, rapporti con una persona dello stesso sesso, il problema non si pone, è una scelta loro, di queste persone, la domanda è perché queste persone devono essere categorizzate? Tra l'altro è un'altra questione, siccome si sente dibattere molto spesso che le coppie homo si sentono discriminate, di fatto perché bisogna etichettarle a parte? Perché volete un'etichetta a parte con un DDL che vi tuteli in maniera specifica quando già esiste la nostra Costituzione, il nostro codice penale che ci tutela? La domanda la faccio io a loro, ce lo spieghino. Abbiamo 2 ore di trasmissione, poi intervenire tutti. Perché voglio dire, se una legge che può avere senso, bene, ragioniamoci, ma voglio dire, sono costi per la collettività, se non c'è utilità e già ce l'abbiamo, dove vogliamo andare a finire? Allora, vorrei precisare una cosa fondamentale, perché sembra che, da come è stata presentata, questa proposta di legge sia un soverchiante un principio costituzionale che è la libertà di espressione. Non è vero. Questa legge semplicemente dice che che si vorrebbe limitare i discorsi d'odio che incitano esplicitamente alla violenza e alla discriminazione, per cui anche essere contrari all'utero in affitto, che poi è un termine orrendo per definire una pratica che tutto sommato non è né orrenda né particolarmente significativa. Come dire, sarà possibile essere contrari al matrimonio egualitario, si potrà essere contrari anche a moltissime altre cose. Dicono, essendoci già una legge nel comportamento non corretto da parte delle persone, perché Zan ha voluto fare questa? Che senso ha? Perché aggredire una persona per un motivo neutro, o aggredire una persona o insultare una persona per il suo orientamento sessuale e la sua identità di genere sono 2 cose completamente diverse. Perché non ritiene che siano colpevoli entrambe alla stessa maniera? Certo, l'aggressione è uguale, ma il significato e la ricaduta sociale di quell'aggressione sono diverse. Moltissime persone omosessuali e eterosessuali si sentono in pericolo in alcuni posti, limitano i propri comportamenti, limitano
la propria vita per paura di aggressioni per omofobia. Tantissime persone omosessuali non si tengono la mano con i propri compagni in strada, o tantissime persone transessuali evitano di uscire in certe ore del giorno o andare in certi posti per paura di essere aggredite per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. Questo è il problema che la legge Zan vorrebbe evitare, ed è questo il lavoro culturale che questa legge deve fare. Il nostro paese è un paese profondamente omofobico e transfobico. Creando intimidazione lo vuole fare? Prego? Perché nel momento in cui la legge non mi definisce che cos'è l'omofobia o l'odio omofobico, noi creiamo di fatto la possibilità da parte di chi dovrà prendere in carico il reato, che è il magistrato. La legge non parla, attenzione, di omofobia, la legge parla di orientamento sessuale e identità di genere, che sono cose molto ben definite. No, su questo qua permetto. Orientamento sessuale vuol dire che se anche lei è eterosessuale e viene picchiato perché è eterosessuale, anche lei viene tutelato. Ma sa qual è la differenza? Che se io sono abbracciato con il mio ragazzo in Piazza dei Signori e c'è anche lei con sua moglie abbracciata in Piazza dei Signori a Padova, ho più probabilità di essere picchiato io con il mio compagno che non lei con sua moglie. Questa è una piccola ma enorme differenza. I numeri dicono il contrario. I numeri dicono il contrario. Ma poi mi faccia replicare che sui 300 casi che lei ha nominato, se lei va a vedersi negli anni 50 quante donne venivano picchiate, probabilmente venivano sempre fuori gli stessi dati. In questi decenni, sai che cosa è cambiato? La cultura, che le donne vanno a denunciare i mariti. Oggi ci sono ancora ragazzi che hanno paura di dire della loro omosessualità, vengono cacciati di casa per il fatto di essere omosessuali e lesbiche. Quotidianamente questo accade. Quindi questa è la differenza, che c'è paura di denunciare i propri aggressori. Su questo qua sui numeri vorrei precisare un altro aspetto di questa legge che non è stato citato. Questa legge chiede all'Istat, appunto, per far emergere l'omofobia di questo paese, di fare un'indagine annuale o biannuale, mi pare, su i casi di aggressione, i casi di discriminazione, perché il vero problema della nostra comunità è che non denuncia, per cui abbiamo 300 casi, ma in realtà ce ne sono molto di più. Volevo sentire Borile, che deve ancora iniziare a parlare in questa trasmissione. Prego, Simone Borile. Allora, guardi, sulle statistiche sociali e criminali bisogna fare molta prudenza, perché in criminologia vi è il cosiddetto numero oscuro, cioè quel numero, quella percentuale di soggetti che non denunciano quando sono vittime di violenza. Fermo, Simone. Chiedo alla Regione, abbiamo anche il numero dei casi. Se la regia gentilmente mette la grafica, così andiamo a vedere i casi finora che noi siamo riusciti, ovviamente quelli conosciuti. Guardate, tra maggio 2019 e maggio 2020 sono successi 74 casi al nord, 138 casi in totale, 30 al centro, 21 al sud e 12 nelle isole. Guarda caso, cosa vuol dire? Nelle zone più arretrate, dove ancora al sud molti più ragazzi fanno fatica a fare coming out, il dato è più basso perché si fa più fatica a denunciare. Scusa, ma è una fonte di parte, è fonte Arcigay, voglio dire, che neutralità c'è? Allora posso dare anche io dei dati che voglio, se lei va in Guinea-Bissau probabilmente sono 0 i casi che denunciati, cioè che discorsi sono? Ma voglio dire, c'è un osservatorio fatto apposta, avete voluto voi, non abbiamo dati in Arcigay. Chiarire molto bene che cosa si intende per violenza, perché noi non dobbiamo solamente attenerci ai casi di percosse o di aggressioni fisiche. L'esercizio della violenza può essere verbale, può essere psicologico. Il 78% degli omosessuali nella sua vita ha incontrato sempre un episodio di violenza, quindi di bullismo, di aggressione, di derisione, di quello che è il suo orientamento sessuale, e questi casi non vengono tutti denunciati. È innegabile che l'omofobia sia un crimine d'odio, attenzione, in antropologia viene classificata come crimine d'odio, cioè una forma di ostilità, di avversione, molto spesso pregiudizievole e stereotipata, costruita probabilmente attraverso appunto un meccanismo di autoconvincimento di superiorità rispetto ad un esogruppo, cioè rispetto ad un gruppo di appartenenza a cui non appartengo io. Quindi io quello che invito, attenzione, è vero che sembrano dei numeri esigui questo, però è vero che questi si riferiscono a delle denunce formali, casi di lesioni, aggressioni, quindi violenze fisiche. Attenzione, la violenza, io lo insegno ai miei studenti, non è solo fisica, è una violenza psicologica, una violenza verbale, può esserci una violenza istituzionale come in alcuni paesi. Giannini, io non voglio prendere a parte nessuno, ma presumo che non siano inventati quei numeri, cerco di mettere un po' di onestà intellettuale. Dipende che cosa, però se lei ha dei numeri diversi noi li mettiamo in onda, obiettivamente, oggettivamente, questi abbiamo trovato. Sugli atti di discriminazione, voglio dire, sono dei dati che sono pubblici, comunque sia una cosa, voglio dire,
nel momento in cui noi andiamo a, come dire, stiamo parlando di numeri che noi siamo una popolazione di quasi 60 milioni di persone. I numeri che sono apparsi lì sopra, che sono tutti da verificare, perché dobbiamo dire anche una cosa, che tutti gli episodi che abbiamo letto sulla stampa negli ultimi anni, dove nel momento in cui succede l'atto, tempo qualche ora esce sui giornali, è stato un atto omofobico, è stato un atto legato a, come dire, all'orientamento sessuale, nell'arco di pochi giorni a righe piccole si trova la smentita che magari è stata o la rapina perché volevano i soldi o altre cose, che di fatto vengono chiaramente... Quindi per lei questo problema è molto ridotto, più da... numericamente ridotto. Non nego che possa esserci il caso, per carità, attenzione, non sono negazionista, attenzione, ma ripeto, non c'è una urgenza e soprattutto il nostro ordinamento penale già punisce queste cose. No, assolutamente vero, se non saremo qui a discuterne. Siamo qua a discuterne perché state cercando di portare avanti un DDL che vi vuole rendere più uguali di altri. 5 casi, in un paese che si reputa democratico, anche quei 5 casi, 10 vanno tutelati, vanno. Ma già lo sono. Cioè, per la logica della maggioranza ci va bene già quello che ci lo va bene. sono. Questo stiamo dicendo che già lo sono. La vera questione è che è capire se noi riconosciamo una gravità sociale del reato, delle aggressioni o delle violenze o delle discriminazioni per omofobia o transfobia oppure no. Ma qualsiasi aggressione è un problema sociale, certo, per qualsiasi ragione, sia se vado a dire uno che sei obeso, che sei calvo, che sei sciocco. Una persona per motivi personali, ma si va a dire una persona per caratteristiche che in qualche misura non ha scelto ma sono parte della sua natura. Quando uno mi viene a dire che ho qualche chilo di troppo, voglio dire, vabbè dai, insomma, voglio dire, ci sono tanti altri campi dove uno può andare purtroppo a essere come dire, colpito. Questa proposta di legge va a tutelare anche le persone disabili, ma abbiamo già il nostro lo codice Stato penale deve che scegliere già se ci stare tutela. dalla parte dei bulli o dalla parte delle vittime. Questo è ma noi abbiamo già il codice penale, siamo in democrazia, abbiamo detto che la Costituzione, non abbiamo detto, è stata scritta un sacco di anni fa ed è validissima, che siamo tutti quanti uguali, fino a primo pilastro. Purtroppo non è così, perché le ripeto, di fronte alla legge siamo tutti uguali. Le ripeto che quella coppia Roma che è stata massacrata di botte 2 settimane fa, probabilmente se fossero stato un ragazzo e una ragazza non sarebbero stati massacrati di botte. Ma quello che le ha massacrati andrà in galera. Il problema è che ci sono categorie più vulnerabili di altre alle aggressioni e alle discriminazioni. Cioè il punto è che una persona eterosessuale, una categoria, vi categorizzate allora più vulnerabili. Io mi categorizzo come persone uguali a me. Siamo una minoranza. E tutelate dalla mia stessa legge, dalla stessa legge che tutela me, siete minoranze. Minoranze come lo sono i disabili, come lo sono appunto le altre etnie, come lo sono le minoranze religiose, allora, e come la legge Mancino tutela le altre, quindi le religioni, le minoranze per età. Che è stato detto prima che la legge Mancino... Perché non vi siete indignati per le altre minoranze? Oggi fate tutto sto polverone per queste altre 3 minoranze che si vogliono andare a tutelare. Queste tre minoranze... Fermi tutti lì che vado in pubblicità. A tra poco.